Buonasera ancora una volta da parte di Dino Baggio e benvenuti nella casa del Team Giorgione. Oggi c'è il clima delle grandi occasioni perché alla Belbote arriva la prima in classifica, il Futsal Villorba. Team Giorgione con la classica maglia bianco-rossa alla nostra destra, squadra di casa, e invece con la divisa azzurra gli ospiti del Villorba. Primi in classifica. Villorba ha giocato anche in settimana nella Coppa Italia vinta proprio in casa al Palateatro contro il Futsal Giorgione, altra squadra di Castelfranco Veneto. Ha vinto per 7-6 e quindi si è aggiudicata un posto a Iesi nelle Final 8 delle Marche. Si disputeranno il 21 e 23 marzo. L'applauso da parte del pubblico della Belbote Arena. Team Giorgione che arriva da un pareggio fuori casa al palazzetto dello sport di Laives di Bolzano. È arrivato il 2-2 del team Leo Senne Tilal a segno, mentre per quanto riguarda la squadra ospite ha vinto l'ultima sfida in casa contro il Bissuola. Poi andremo anche a leggere la classifica attuale, ci sono ancora due partite in corso che devono ancora finire. C'è Real Bubimerano contro Eagle Futsal e poi c'è Futsal Giorgione contro Antenor Sport Padova, quindi tra un po' andremo a leggere anche la classifica perché questa gara delle 18 è l'ultima della 18ª giornata. Andiamo con la lettura dei convocati della squadra ospite con gli uomini scelti da mister Da Silva Carlos Giuliano. C'è Pretto, Madu, Belfassi, Genovese, Laino, Rexepai, Stefano, Bardini, Zago, Striglio, Tenderini e Venier. Mentre per quanto riguarda la squadra di casa, i ragazzi scelti dal tecnico Alemao sono Prosdocimi, Bastini, Vecchione, De Chiara, Leo Senna, Perozzo, El Burraiti, Fami, De Generi, De Zen, Stefani e Tilal. Vediamo il quintetto mandato in campo dalla squadra ospite con Venier tra i pali. Poi adesso in questo momento in campo c'è solo Stefanone, ecco, entrano anche Tenderini, Madu e dalla parte opposta c'è Bardini, mentre per quanto riguarda il team De Zen, Vecchione, De Chiara, De Generi e tra i pali Andrea Bastini. Tutto pronto per il fischio d'inizio di questa 18ª giornata. Team Giorgione che oggi ha una partita non semplice e si inizia partita non semplice quella di oggi per il Team Giorgione, che trova una squadra davvero forte con grande qualità in tutti i reparti. Vedremo se magari il fattore stanchezza potrà aiutare il team, perché appunto ha disputato una partita proprio martedì, il Futsal Villorba, però sicuramente vuole questo campionato, vuole restare in testa alla classifica e quindi non è arrivato qui per guardare gli avversari. Attenzione subito alla palla in mezzo, De Zen la lancia via e non corre rischi. Primo affondo da parte della squadra ospite. Tenderini si allarga, anche la chiama Venier e la riceve proprio ora, poi non la stoppa. C'è rimessa per il team. Il team invece d'altro canto vuole tenere stretto quel quarto posto. Palla ora per Vecchione, De Chiara. Si allarga De Zen che riceve, pressato anche da Madu. De Chiara guarda Vecchione ma alla fine preferisce tornare da Nicola De Zen. La scarica per Matteo De Generi che va col pallonetto, ancora per De Zen, la stoppa di fronte al portiere. De Zen non riesce a trovare la coordinazione per andare al tiro. Primo tentativo di incursione del team. Qui De Generi non vuole correre rischi, intanto lo rivediamo. De Zen che stoppa il pallone, poi si accentra, forse anche leggermente sbilanciato, però gli arbitri della gara non fischiano il fallo. Intanto la palla sul secondo palo e ad arbitrare sono proprio Delgadillo, Davide di Pontedera, Rudai
Denal di Pistoia e poi al crono Benedetti Tommaso di Firenze. De Chiara. De Generi, Vecchione pressato, preferisce tornare dietro da Bastini, lancio lungo, De Zen la spizza, grandissima parata di Venier che la mette in corner, e questa è la classica e solita soluzione del team che però rischia sempre di far male agli avversari. Bastini trova con il lancio lungo Nicola De Zen che poi di testa non mette a segno, però impensierisce il portiere. Intanto al volo De Chiara ancora una volta riesce ad evitare il gol avversario, il Villorba, vediamo, ecco sì, con la deviazione di Madu la palla termina in corner, ci va proprio De Generi, scaricata De Chiara, aveva aperto un po' troppo il mancino De Chiara, ma è ancora corner per il team. Se ne sono quasi andati i primi 2 minuti di questa sfida. Anche De Zen ci prova il volo, palla che non prende né potenza né il collo del piede per impensierire Venier, ma siamo già dall'altra parte con Stefanon. Intanto era già tornato De Zen, la palla finisce direttamente nei gradoni biancorossi della Belboté. Tenderini in pallonetto, Bastini legge benissimo la situazione, se ne va Bastini, 3 contro 2, Bastini una finta, fallo sì, fischiato, protesta la squadra ospite e arriva anche il primo giallo per Alessandro Bardini, quindi c'è già il primo fallo e il primo ammonito della gara. Grande lettura qui da parte di Andrea Bastini che riceve anche i complimenti del pubblico, se ne va e poi prende anche un fallo. C'è De Chiara sul pallone. Sul secondo palo De Zen. Vecchione in area. De Generi fuori. De Generi che si avvicina. Vedremo se andrà al tocco per De Generi o cercherà De Zen, e invece va diretto, ma trova Bardini nella traiettoria. Primi minuti in cui il team sta tentando l'affondo, non trova potenza qui De Zen, può ripartire il futsal Villorba, non spazza e poi recupera in grandissima spaccata, in scivolata De Chiara, aveva perso un pallone che poteva diventare pericolosissimo, ormai era diretto verso la porta dopo aver saldato Bastini, il numero 3 Madu. Calcio d'angolo intanto già battuto, Madu protegge il pallone, non cambia nessuno alle Mao in questi primi minuti, sceglie un quintetto di intensità. Tenderini che fa tra l'altro compagnia proprio a De Zen, entrambi a 25 gol stagionali. Un bel duello anche questo per oggi. Riparte De Chiara, spinto anche dal pubblico, De Zen servito, non chiude rete e poi libera e scaccia via i pericoli. Che passante ha trovato qui De Generi per De Zen. Scende molto bene Tommaso Venier, apre la mano destra, qui grande chance per il team non sfruttata al meglio. Bastini va direttamente alla conclusione, forse cercando una deviazione, riparte Tenderini e poi viene raddoppiato da Vecchione, c'è la rimessa laterale. Arrivano anche le prime spinte di sostegno da parte dei tifosi ospiti. È una partita a vedere anche dagli spalti, sentita, una partita che può valere tanto per il team. Sicuramente poi Villorba in vetta alla classifica. De Zen
va via. De Zen prova ancora ad andare via a Tenderini, si fa trovare pronto però il numero 19. Partita subito vivace, ancora 0-0, ma squadre che non hanno paura di giocare. De Zen cerca un numero, rimessa De Chiara, scambia con Vecchione, in pressing Tenderini, De Generi pressato da due, non c'è il fallo, trattiene lì il pallone, alla fine alla meglio Vecchione che va via con un numero. Vecchione, la palla in mezzo per De Zen, resta lì, messa fuori poi da Stefanon. Grandissimo numero di Andrea Vecchione, cosa si è inventato? Se l'è alzata sul sinistro, l'ha controllata con la coscia, probabilmente non avremo la fortuna di rivederlo, però ha fatto un grandissimo numero. Poi ha servito De Zen che di fronte a Venier è stato poco lucido. Comunque Venier gli chiude spesso lo specchio. Palla lunga ora, De Zen, controllo, Madu ci mette il fisico, ma ancora De Zen che cade probabilmente di testa, sì, e qui non penso sia stato volontario. Vedremo se avremo l'opportunità di rivedere cosa è accaduto in quest'ultimo frangente. E intanto Alemao ne cambia 3 su 4, entra El Burraiti, Leo Senna e Nicola Stefani, mentre anche il mister della squadra ospite inserisce Laino, Belfassi, Rexepai e poi dalla parte opposta Genovese. E quindi quasi 5 minuti trascorsi, 4:40 fin qui. Entrambi gli allenatori hanno scelto di cambiare rispetto all'inizio, partita che è chiusa ancora sullo 0-0, ma già 2 occasioni team importanti, entrambe con De Zen e il Burraiti. Il Burraiti per Leo Senna. E intanto qui veramente sono passati 4 secondi, sì, e quindi la palla passa alla squadra ospite. Venier che guarda il contromovimento di Rexepai, stoppa il pallone, la scarica dietro, non ci arriva Ayub Tilal, è entrato anche lui per De Zen. Qui c'è stato il fallo, non sono riuscito a vedere questa situazione fallosa, eccola qui, perché c'è Belfassi che scarica il pallone, poi Leo Senna gli fa un mezzo blocco, si impedisce a Belfassi di andare in percussione centrale e quindi arriva anche il primo fallo team. Bastini a richiamare Ayub Tilal in barriera. Forse le sentite anche voi le indicazioni di Andrea Bastini. C'è Madu con la botta, Vecchione, altra punizione terminata direttamente sulla barriera dopo quella battuta dal team prima con De Chiara. Laino, Rexepai, pressato da Stefani, duello fisico e qui la palla esce. Scontro tra titani. Sì, probabilmente i 2 giocatori più fisici da una parte e dall'altra. E il Burraiti, Leo Senna va di prima, era bello questo passante per Nicola Stefani, la palla messa alta di prima a giro, anche morbida, non ci arriva però Nicola Stefani. Adesso ancora il duello tra il numero 10 Villorbese e il numero 7 del team. Di petto intanto Stefani la consegna al portiere in maglia bianca, ma c'è già Tilal, doppio passo, Tilal e il Burraiti. Tilal ancora si gira, Leo Senna pressato, Leo Senna non va via, col tacco la mette out, palla passa al Villorba, Belfassi
Belfassi si accentra e si lancia in spaccata. Nicola Stefani evita che la palla possa impensierire Bastini. Palla il capitano. Laino trova Belfassi che aveva tagliato in verticale verso la porta di Bastini, poi la tocca appena e alla fine è Stefani a dare la deviazione che concede il corner al Villorba. Palla in mezzo, non la tocca né Tilal e nemmeno Genovese. Allora il team che può respirare. Stefani, Leo Senna che guarda sempre Ayoub Tilal dall'angolo opposto, si muove e vuole il pallone. In questo caso poi termina out. Laino, Rexepai, ancora Stefani con il fisico, la tocca sotto le gambe di Rexepai e Tilal non riesce a controllare al meglio questo pallone, anche pressato da Laino. Belfassi, pallonetto per Rexepai, è bravo Tilal a pressarlo. Applausi da parte del pubblico ospite e qui disattenzione e non si intendono il numero 7 Genovese e il numero 10 Rexepai, autore di 13 gol fin qui, assieme a Stefanone Tenderini, uomini chiave del Villorba in questa stagione. Ayoub Tilal pressato, torna dietro da Stefani e il Burraiti anche lui controlla e la alza, poi mette out Genovese. Partita intensa, elevata appunto l'intensità, tentativi di andare a fondo. Qua apre troppo il suo sinistro Leo Senna, ci ha abituato a ben altro, infatti si arrabbia anche con se stesso probabilmente. Ma c'è ancora team in possesso, Tilal e il Burraiti la vuole, riscarica ancora per Tilal che taglia, Tilal si gira, poi si incerfica sul pallone, ma alla fine la tiene lui, non arriva nessuno su quel pallone messo in mezzo da Ayoub Tilal e il Burraiti troppo lontano, sì, non ci crede abbastanza. Intanto torniamo già a Stefani, Laino scarica addosso al giocatore in maglia 3, Leo Senna. Partita appunto molto accesa, molto vivace, però dal lato agonistico sempre sportiva, almeno fin qui. Attenzione, e Belfassi, palla in mezzo, rete ospite, ha segnato proprio il numero 10 Besnik Rexepai, trova il gol numero 14 alla prima vera occasione del Villorba. Se ne va via a El Burraiti Belfassi, poi facile tocco da parte di Rexepai e quindi è 1-0 Villorba quando mancano 12 e 21 al termine del primo tempo. L'ha sbloccata la squadra di Da Silva Carlos Giuliano e non ci voleva questo vantaggio per il team a livello mentale, perché fin qui è stata una partita in cui è riuscito ad andare anche un paio di volte, 2 volte con De Zen alla conclusioni effettivamente insidiose che potevano far male al Villorba. Qui Stefani fa una gran giocata, non ci crede e il Burraiti di tacco gliel'aveva data. E Villorba cinico, perché alla prima occasione è riuscito, poi anche con esperienza, a trovare il gol. Attenzione, perché intanto è entrato anche il numero 2 Pretto, che scarica subito un mancino, un Bastini che si fa comunque trovare pronto. Va via Madu, palla scaricata, Stefanon, esce bene Bastini, si è svegliato, anzi definitivamente il futsal Villorba
perché dopo il gol è arrivata anche questo affondo, palla a Tenderini, una serie di dribbling, ma alla fine esce Leo Senna che scarica per Tilal. Attenzione perché c'è un 3 contro 2, Tenderini allarga per Pretto, Pretto, deviazione di Stefani, out e corner. Se la partita ci consentirà andremo anche a leggere la classifica in tempo reale, perché sono terminate le gare. Attenzione, Tenderini si gira, sono terminate le gare delle 16. Fischiato il fallo, rientra tutto il quartetto iniziale del team. 4 minuti senza il quartetto iniziale, poi dopo il gol dell'1-0 Alemao sceglie di rimettere i suoi uomini di fiducia. Anzi no, al momento resta out, lo vedete proprio qui sotto di noi sulla panchina casa team Nicola De Zen. Probabilmente attende anche di capire quali sono le condizioni di Ayoub Tilal. Ayoub Tilal che si tocca il volto e infatti esce proprio ora il naso. Sì, si tocca il naso, speriamo non sia nulla di grave per Ayoub Tilal. Tanto non è stato fischiato il fallo, sì. La palla era probabilmente del Villorba, esatto. Lo lascia lì il signor Delgadillo. Si riparte con Stefanon che si gira, pressato da De Chiara. Stefanon! Come si è girato! Stefanon con De Chiara alle spalle, la protegge, però sa benissimo dov'è la porta. Il numero 11, Giacomo Stefanon, lo rivediamo ancora. Mazzata questa per il team, si gira e poi la mette lì e Bastini non ci arriva nemmeno in spaccata. 1-2 che fredda, gela le gambe al team. Qui voleva il movimento De Zen da parte di De Generi e quindi c'è il 2-0. Stefanon, Tenderini va via. Tenderini dopo il gol di Rexepai arriva il 2-0 di Stefanon e qui non tira bene Pretto, che strozza un po' il tiro e quindi c'è il team che deve ripartire con calma, andando come nei primi 10 minuti a cercare la velocità anche attraverso i lanci lunghi su De Zen in protezione palla e poi gli inserimenti. Mi pare di non aver ancora visto fin qui la coppia De Zen-Leo Senna e quindi Alemao ancora. Intanto è stato chiamato il time out, sì. Non si era accorto. Arrivano poesie d'amore da parte del pubblico nei confronti dell'arbitro. E intanto team che deve affrontare questi ultimi 10 minuti sempre con la testa come se si fosse sulla 0-0, perché sì, è vero, questo 1-2 velocissimo da parte del Villorba fa male, però è anche vero che fin qui ha disputato una buona partita. Importante comunque andare a fine primo tempo con un risultato non troppo ampio, anche perché poi lo sappiamo, grandissime qualità in casa Futsal Villorba. Quest'anno, se non erro, ha perso solo 2 partite, sì, solo 2 le sconfitte. E intanto attualmente con questo risultato il Villorba andrebbe a +4 sul Simek Giorgione. Andiamo anche a leggere i risultati di oggi. Neugries 2-8 contro Verona, Padova 7-8 contro Futsal Atesina, Real Bubi Merano 3, Eagle Futsal 1, Simek Giorgione 5, Antenore Sport Padova 3.
e questo sicuramente è un favore al team che tiene lontano l'Antenore. Anche il futsal a Tesina impensierisce i ragazzi in maglia biancorossa. Poi c'è il Verona a pari punti, che oggi appunto ha vinto in quel di Bolzano contro il Neugris. Bastini lungo per De Zen, la palla in mezzo a Laino e Venier, alla fine toccata da De Zen, si abbassa e non spizza. Stefanon controlla ancora, da parte opposta c'è Pretto, servito, Pretto col mancino, palla out di 1 metro. Rivediamo qui, pressato da Vecchione e De Chiara, Stefanon, si perdono l'inserimento a lato di Pretto, poi va la conclusione, ma c'è De Generi e qui vuole partire in dribbling ma poi si dimentica del pallone e quindi palla a Tenderini, bravo De Chiara, ancora Tenderini, la palla in mezzo, Vecchione può uscire dall'area, De Zen punta a Stefanon, De Zen e Tenderini non la tiene ed è out. Pubblico ospite a spingere i ragazzi di Villorba anche sul 2-0. 9 minuti in questo momento al termine del primo tempo. Vecchione per De Zen, non la tiene Laino, ancora Vecchione. Leo Senna, e infatti se l'avete sentito dagli spalti la palla era in movimento e quindi si va a consegnare al Villorba. Stefanon ancora l'autore del gol porta palla, poi Stefani è bravo, interviene sul pallone, si danno anche il 5-2, non c'era nessuna volontà di far male da parte di Stefani. Poi l'arbitro va a spiegare probabilmente magari rispetto all'utilizzo delle mani sulla schiena di Stefano nella dinamica precedente, l'avete appena visto dal replay. È entrato anche intanto per il Villorba Alessandro Bardini, che riceve proprio ora il pallone. Ancora Stefanoni in controllo con la coscia, poi di tacco mette out Stefani, è rimessa ospite. Rientra intanto anche l'autore del gol che sblocca il match, Rex Epai. Palla alta di Genovese sul secondo palo, il passante che attraversa tutta l'area di Madu non trova proprio il neontrato Bardini, che ci arriva di qualche metro indietro. Leo Senna, si è allargato anche Andrea Bastini, la controlla Andrea Bastini, forse la rivuole Vecchione. Bastini con Genovese, Leo Senna adesso momentaneamente funge da portiere in movimento, palla in mezzo, De Zen si era trovato un varco, poi voleva allargare per Vecchione, era buona l'idea. Ancora Bastini per De Zen, direttamente dal portiere in maglia giallo-blu che va lungo. Bastini la chiama, arriva Leo Senna che è tutto solo, non marcato, quindi scarica per De Zen. Leo Senna si può accentrare, legge benissimo l'inserimento sul mancino a parte di Leo Senna. Zach Madu, Leo Senna per De Zen, Leo Senna, palo, e il team anche sfortunato qui non trova il gol che sarebbe valso 1-2. La sponda su De Zen, lo scarico per Leo Senna e poi di fronte a Venier di punta, la tocca lì, ancora Leo Senna ed è ancora rimessa a team, anzi no, non è di questa idea del Gadillo. Stefani con il fisico va via, è 2, Stefani va direttamente al tiro, deviazione, corre un rischio la squadra ospite e la spinge fuori con una parata laser il portiere ospite Tommaso Venier.
un brivido lungo la schiena, ma si salva il Villorba, risultato che resta sul 2-0 per la squadra ospite quando mancano 7:30 al termine. Vecchione per Stefani, si coordina, la schiaccia dalla parte opposta, bellissimo questo passaggio quasi no look di Genovese col mancino esterno, ma siamo già da De Zen che scarica per Leo Senna. Vecchione, una finta, Vecchione, la scarica Leo Senna, punta esterna, chiede scusa, forse la voleva in mezzo De Zen, andiamo a rivedere. Vecchione la scarica e poi sì, non c'era molto spazio, forse magari un tentativo di cercare De Zen con un'ulteriore sponda. Comunque Leo Senna al mancino ce l'ha sicuramente. Intanto c'è il fallo fischiato ai danni di De Zen, si scusa Rex Epai. De Zen un po' infastidito, probabilmente l'intervento era un po' violento. Lo chiederemo al buon Nicola a fine partita. Intanto torniamo seri perché c'è Leo Senna pressato da Striglio, è entrato anche lui lungo, la spizza, il capitano in maglia 8 era pronto in agguato, Nicola De Zen. De Generi si stacca, ci arriva non di collo pieno De Zen, ancora una volta palla alta, Leo Senna qui si era coordinato benissimo e poi viene chiamata la mano, a me sembrava petto onestamente. Se ne va Belfassi, non la tiene Bastini. Leo Senna si accentra, De Zen in mezzo a due, trattenuto, terzo fallo Belfassi. Leo Senna vuole battere subito, lo rivediamo. Allora De Zen trattenuto, sì, inizialmente da Genovese, poi colui che imprime maggior forza e quindi fa fallo, alla fine poi è il numero 5 Belfassi. De Generi si accentra, De Generi una finta però perde palla, tentativo di sgambetto, Rex Epai, ancora una volta Stefani che oggi in fase difensiva sta salvando parecchie volte in team, esce innervosito Nicola De Zen. Significato di quanto sia sentita questa partita per il team che vuole fare bene in casa di fronte ai propri tifosi alla Bel Boté. Rex Epai scarica per Striglio, doppia deviazione, palla out, 6 esatti al termine del primo tempo. E team che, anche se mancano 3 falli, attenzione perché c'è Laino che non trova in mezzo il compagno in maglia 10. De Generi se ne va, può puntare De Generi, in tackle c'è andato Striglio, poi si è fatto male Matteo De Generi. Sulla precedente conclusione o ha preso una pallonata in faccia oppure è arrivata una sbracciata, sì, perché si tocca il volto. Chiamati anche gli interventi dello staff medico dalla panchina da parte di Daniel Rudai, secondo interna arbitrale oggi. 5:44 al termine. Leo Senna intanto al dialogo con Alemao, esce Matteo De Generi applaudito dal pubblico di casa, entra Andrea Vecchione. Belfassi non controlla Tenderini, qui il team a 5:38 per trovare un gol che meriterebbe, almeno per quanto visto fin qui, e anche per il morale, per andare negli spogliatoi con un piglio diverso. Ancora Leo Senna, ci va
Andrea De Chiara, Gianluca De Chiara sul pallone. Occhiataccia di Campa per il nome sbagliato anche. Andrea Vecchione. Eccola Andrea, infatti. Ayub Tilal, non servito bene da De Chiara. L'ex Mancam Prata, Andrea Vecchione, serve Leo Senna. Leo Senna, Tilal che poi prova a girarsi, ma è lui a toccare per ultimo la sfera. Chiama lo schema in maglia 22 Tommaso Venier, portiere classe 98. Fin qui buonissima la prestazione del portiere, 2 volte andato a chiudere dei grandi interventi su De Zen, ma riparte il team. Vecchione, palla subito, Tilal, palo, ancora una volta, incrocia addirittura, dalla parte opposta c'è già Pretto che si accentra, chiude troppo il destro, lo rivediamo, team sfortunatissimo, la palla messa di prima in maniera intelligente e qui è palo, sì, quasi incrocio di Ayub Tilal. Appunto me l'ero anche dimenticato, il palo colpito in precedenza da Leo Senna, un palo, una traversa, 2 occasioni, team che non è fortunato oggi ma comunque ha fatto vedere grandi qualità e meriterebbe sì almeno il gol. Ci va Leo Senna ancora, Tilal in scivolata chiude lo specchio di tiro anche di passaggio genovese a Tilal. Vecchione, De Chiara, ancora Vecchione con la finta, riesce comunque a passare a Tilal che non punta, Tilal preferisce tornare dietro. Leo Senna andrà sul mancino, invece no, sul destro. De Chiara, Leo Senna ancora a puntare a Ayub Tilal che la scarica ma capisce tutto. Tenderini, soluzione cercata più volte da parte dei ragazzi del team, quella della palla in mezzo con scarico, il triangolo veloce. Leo Senna qui col tunnel e Tilal un po' velleitario nel passaggio, sono già dalla parte opposta con Pretto, chiude molto bene Andrea Bastini. 3:40 al termine, secondo time out di oggi del primo tempo. 2-0, 3:40, team che può tentare, anche se non sarebbe quella la soluzione più efficace, ma di subire ulteriori falli e più di così si fa fatica, perché alla fine il palo, la traversa e le 2 occasioni, l'ho ribadito poco fa, però non può fare tanto più di così il team, e sicuramente un po' di fortuna e poi essere lucido in determinate situazioni davanti, anche di superiorità numerica in contropiede, di trovare il classico uomo sul secondo palo, segnare i gol facili ma buttarla dentro. C'è corner su cui ci va Matteo Pretto, autore di 5 gol fin qui. C'è anche Genovese, Tenderini, la palla era per Stefanon, libera Matteo De Generi. Genovese, Tenderini, pressato da Tilal, Venier va lungo, De Chiara si fa trovare pronto, mette out, aveva tagliato alle sue spalle Genovese, seguito comunque da De Generi. Genovese trova in verticale Stefanon che va di prima, quasi non rischia la doppietta, ma c'è Leo Senna che punta Genovese. Leo Senna si ferma, la scarica Tilal, 1-2, Tilal, non c'è fallo e quindi riparte il Villorba. Genovese dalla parte opposta, Tenderini, grande intervento di Matteo De Generi che mette out, attenta fin qui nonostante i 2 gol subiti, partita del team.
nell'1 contro 1 soprattutto in certe situazioni. Adesso speriamo non sia una gufata questa. C'è De Generi, pallone che resta poi lì, la carambola, lo mette sull'esterno rete, siamo già dalla parte opposta, non serve bene con l'esterno De Generi, De Zen. Tenderini, Pretto ancora in mezzo, legge benissimo Gianluca De Chiara e quindi la palla è messa out e rimbalza nel muro qui proprio sotto di noi della Belboté. Stefanon, Pretto di nuovo in mezzo con la punta, ancora una volta a chiudere una situazione di potenziale pericolo De Chiara. Intanto pronti ad entrare di nuovo da una parte per la squadra ospite Belfassi e Rexepai. Subito al tiro genovese col mancino, palla lunga spizzata di Genovese, l'aveva comunque chiamata, l'avevo sentito Venier. Tanto lo rivediamo, non marcato, sì, non esce nessuno, più che non marcato, non esce nessuno su Genovese, palla però termina alta di una trentina di centimetri. Siamo già dalla parte opposta, l'avevo vista dentro, mi sembrava avesse dato l'illusione del gol qui De Zen. Comunque altra occasione team che nel secondo tempo deve concretizzare tutto ciò che capita. C'è Genovese, cerca Tenderini, c'è De Zen però se ne va via, ma alla fine Leo Senna non riesce in uscita a tenere il pallone in campo. Andrea Vecchione va per Leo Senna. Leo Senna ancora a puntare, ancora Leo Senna! 1-2 team, è il gol tanto cercato e tanto voluto dal team Giorgione. Ancora il ragazzo in maglia 3, Leo Senna, fa 2-1, 1:48 al termine e finalmente per i ragazzi del team arriva il gol sicuramente cercato, voluto, di Leo Senna, che trova il gol numero 20 in stagione. Bello lo scarico su Leo Senna, che poi è freddo e lucido di fronte a Venier a metterla proprio sotto la traversa. E quindi team che ora ha 1 minuto e 30 anche per spingere, magari chissà, trovare il pareggio prima di andare negli spogliatoi. C'è Stefani che insiste, lancia lungo Bardini per Bastini, invece la spinta di Stefani, infatti voleva, veramente c'era palla in movimento. Non capiscono cosa sia successo ai giocatori villorbesi. Intanto c'è il signor Delgadillo che va al dialogo con Bernard Rudai su quanto accaduto nell'ultima occasione. Uno e 16 intanto il minuto restante e poco più. Tanto la palla tornerà dalle parti della squadra ospite. Mi pareva fossero loro, sì, in possesso prima nel momento di un'introduzione del gioco, ed è così. Belfassi, ancora bello Laino. E qui non c'è il fallo perché è sembrato più, sì, uno scontro di gioco, quello tra Leo Senna e Belfassi. Porta palla, l'autore del gol dell'1-2, alta per Stefani, con il petto se la spinge un po' troppo avanti
e quindi non riesce a trovare il tiro. Belfassi ancora pressato dall'ex Maccamprata, se ne va via benissimo però il ragazzo in maglia 5, trovato Rex Epai, pressato ancora da Stefani che poi gli fa tunnel, arriva al fallo probabilmente per le spinte di mano, vediamo se avremo il replay. Eh sì, alla fine poi Stefani lo spinge, purtroppo per lui, ma giustamente da regolamento le spinte di mano sono sempre sanzionate dall'arbitro. Andrea Vecchione ottiene la rimessa, sì, perché c'è stata la deviazione di Belfassi. Leo Senna dalla parte opposta per Andrea Vecchione, con la punta, la controlla, Vecchione, interviene Bardini, Belfassi preferisce andare dietro dal capitano e col mancino cerca ancora Rex Epai. Rex Epai la tiene, voleva probabilmente farla uscire Rex Epai, invece la tiene Belfassi. Palla out in rimessa, la vuole Belfassi dalla parte opposta, la riceve, pressato da Andrea Vecchione, Belfassi se ne va via sul laterale, poi trova la deviazione di Andrea Vecchione, sarà corner, 13 secondi al termine del primo tempo. Nuovamente angolo, c'è out anche Laino, sul secondo palo si stacca invece Rex Epai, Laino una finta, aveva mandato al bar De Zen, chiede una deviazione, è d'accordo con lui Delgadillo, ci va Laino, Rex Epai, scarica il destro, Bastini guarda De Zen, contromovimento, De Zen la tocca appena, esce bene Venier, palla scaricata, Leo Senna e suona la sirena. È finito il primo tempo tra Team Giorgione e Futsal Villorba, un primo tempo acceso, 1-2 fin qui il risultato. Team Giorgione in partita, un palo, una traversa e una serie di occasioni. Villorba che è stato bravo a concludere ed essere cinico nelle occasioni avute. Comunque Villorba ha fatto vedere grandi qualità, ma team che deve restare in partita, e voi invece restate con noi perché ci vediamo tra poco nel secondo tempo.
Eccoci qui collegati dalla Belbote Arena per questo secondo tempo tra Team Giorgione e Futsal Villorba. Il fischio dell'arbitro, il risultato fin qui dice 2-1 per la squadra ospite, a segno in apertura Rex Pai, poi il 2-0 di Stefanon e a fine primo tempo arriva il gol di Leo Senna. Primo tempo in cui il team Giorgione è andato più volte a sfiorare il gol, un palo proprio di Leo Senna, un altro palo di Tilal, una doppia occasione di De Zen. Palla in mezzo qui, messa proprio con il tacco da parte di Genovese, subito De Zen, Genovese però si lancia in spaccata e intercetta il tiro. Partita molto accesa nel primo tempo, sempre nel vivo del gioco entrambe le squadre. Il team Giorgione ha dato molto, invece il Villorba è stato anche bravo a capitalizzare le occasioni. Qui Leo Senna trova la deviazione del numero 19 Tenderini, palla termina out perché poi la tocca anche un compagno in maglia biancorossa. Pallonetto alto, non c'è il fallo, invece sì, c'è il fallo. Arriva anche la seconda ammonizione di oggi, la prima in casa Team Giorgione per l'autore del gol Leo Senna, e quindi 1-1 il conteggio fin qui degli ammoniti. Bardini, l'altro ammonito in maglia numero 14 per la formazione villorbese. De Zen non molto convinto al dialogo con Davide Delgadillo, poi il sorriso proprio dell'arbitro di Pontedera. Sulla battuta della punizione c'è Rex Pai, guarda la palla Bastini e infatti la intercetta, poi preferisce non correre rischi l'ex Mancan Prata Andrea Vecchione e mettere out. Lo rivediamo, la rincorsa di Rex Pai, si lancia in spaccata Leo Senna, non la tocca, la palla arriva direttamente all'ex Serie A Petrarca Padova, Andrea Bastini che para. Leo Senna cerca in verticale il taglio di Nicola Stefani e poi vuole il pallone e infatti è così. Rimessa a team Leo Senna, serve Stefani che va via ma non a Rex Pai. Tenderini, De Zen, grande corsa di sacrificio, torna e conquista il pallone. Il team, applausi da parte del pubblico. Se n'è andato il primo minuto di gioco del secondo tempo. Bastini, lancio lungo, la stoppa De Zen ma non riesce a trattenerla, è andato con la suola del piede sinistro. Siamo già dall'altra parte, Rex Pai danza sul pallone ma alla fine ottiene una rimessa, contromovimento da parte di Bardini, ma siamo già con la palla tentata sul passaggio doppio di Tenderini e poi non serve Rex Pai. Leo Senna per Bastini, avanza il portiere maglia bianca, Bastini, Leo Senna, Stefani, c'è De Zen, gli chiama il movimento, Bastini, Vecchione si stacca da ultimo e fa girare Leo Senna, c'è anche De Zen che cerca il varco giusto, Leo Senna lo guarda e cerca il compagno, poi alla fine va via il Villorba, doppio tacco, palla alta per Rex Pai che la mette in mezzo, ma è bravo Stefani nella lettura, Stefani riparte, Stefani ancora, la porta, Vecchione, Tenderini, sì, non è rimessa ospite, Tenderini la tocca per ultimo.
Vecchione, scarica per Stefani, non si intendono il 4 e il 7 biancorossi. Tenderini può andare sul mancino e infatti è così, e torna indietro da Genovese, poi la lascia scorrere a Bardini, deviazione, calcio d'angolo, non è così, riparte il team, non è stato fischiato fallo, si scaldano gli animi alla Bel Bottè, i tifosi ospiti volevano il corner, invece arriva il giallo poi per Andrea Vecchione, gli dice basta, penso si sia capito anche da casa, plateale il riferimento su Vecchione a parte dell'arbitro, ed è arrivato il secondo giallo appunto per il team, dopo Leo Senna anche il centrale Andrea Vecchione ammonito. Poi volevano il fallo, invece i tifosi di casa su De Zen. 2 i falli fin qui commessi in questi 2 minuti e 46 secondi dal team. Alla lunga per Rexepai, non la controlla al meglio. Bastini va alto e profondo per De Zen, la stoppa, arriva l'intervento di Tenderini a mettere out, c'è Andrea Vecchione, sempre 2-1 il punteggio fin qui per la squadra ospite. Leo Senna ha chiamato le distanze, qui ovviamente è da capire se Rexepai è partito con la corsa al momento del tocco o in precedenza, la tocca di nuovo, non era un tiro così insidioso quello di Leo Senna, c'è anche Bastini tra l'altro, non lo vedete inquadrato, pronto nella lettura di un lancio lungo di Venier. Leo Senna qui con il fisico la tiene, Leo Senna alla fine la scarica, Vecchione cerca ancora Leo Senna che poi non controlla col destro, gli chiede calma Leo Senna al compagno. La palla qui da Venier non trova un compagno di squadra, messa out direttamente con le mani. Intanto sono entrati De Chiara e De Generi, mentre dalla parte opposta è rientrato l'autore del secondo gol, Stefanon, che fin qui sta decidendo la partita. Anche Belfassi, si cambia tutto il quartetto, da Silva, Giuliano. De Generi intanto si accentra, Leo Senna, De Zen, una serie di finte, fa girare palla al team in attesa del varco giusto. De Chiara, De Generi, alla parte opposta cercato proprio da De Generi, De Zen non servito, quindi si riva da Pretto, ci arriva Leo Senna che lascia poi a De Chiara che sbaglia, perde un pallone importante di fronte all'area di rigore, ma può ripartire il team. De Generi scarica con Leo Senna, De Chiara chiede calma e ordine, De Chiara, c'è De Zen che fa un contromovimento, poi è un po' troppo a giro e chiede scusa Leo Senna per questo pallone non servito egregiamente per De Zen. Secondo tempo che è iniziato a specchio rispetto a quanto ho visto nel primo tempo, tanta intensità, fin qui poche occasioni, attenzione, bravo De Zen che ci crede, però Pretto mette un piede lì ed evita l'affondo. Leo Senna, punta, Leo Senna, De Zen chiude Stefanon e poi spazza di punta. Poteva sfruttare in modo diverso questa situazione il team. Attenzione con Leo Senna che si fa ingolosire, anche se in posizione estremamente defilata, cerca direttamente il varco, palla lunga tagliata bellissima
per Belfassi, che palla di Pretto. Belfassi la chiude un po' troppo, è rientrato anche Tilal, spinta da parte del pubblico ospite. Belfassi va dietro direttamente da Venier, tocca il soffitto della Belle Bottè e quindi la sfera torna in casa Team Giorgione. Matteo De Generi per De Chiara, Vecchione lungo, bravo e intelligente nel seguire l'inserimento da parte di De Chiara, Stefanon. Sul corner ci va De Generi che va lungo, la spizza Belfassi, non la tiene in campo. Vecchione, ancora De Chiara, Ayoub Tilal. De Chiara trova De Generi che però non si gira, e qui a memoria Andrea Vecchione su De Generi che però non legge il passaggio del compagno. Pressato Laino appena entrato da Tilal, c'è subito Stefanon, l'inserimento, becca De Chiara, può ripartire il team. Tilal se ne va e si richiude velocemente il Villorba. Vecchione nell'inserimento interno riceve e subisce fallo, lo rivediamo, scarica palla per De Chiara d'esterno e poi la trattenuta di Stefanon, poteva starci anche il giallo per quanto visto fin qui. Sicuramente non cattivo intervento da parte del classe 2003 Giacomo Stefanon. E comunque situazione interessante per il team, con Leo Senna che si posiziona per vedere come ha messo la barriera. Leo Senna, lunga rincorsa, Leo Senna la scarica, De Generi, corpo troppo all'indietro, palla che termina alta. Era un bello schema anche perché era tutto solo, poi c'era una doppia presenza di fronte alla porta. Stefanon protegge la palla, la ridà a Laino, subito un triangolo, Bastini mette via i pericoli, esce di nuovo Leo Senna, rientra De Chiara. Laino, Belfassi svirgola, consegna ancora il possesso al team. E il Burraiti è entrato anche lui, è uscito anche Vecchione. Andrea Bastini e il Burraiti pressato, e il Burraiti si accentra, forse trova una deviazione, sì, è corner. Intanto c'è De Generi che ha fatto segno ad Ayoub Tilal di servire De Chiara, ma va direttamente da Bastini che può manovrare, e il Burraiti, De Chiara, Ayoub Tilal, De Generi può andare centralmente, De Generi la lascia lì, e il Burraiti, una finta, ancora De Chiara, De Generi dalla parte opposta, De Generi si accentra sul destro, poi preferisce tornare dietro da De Chiara. De Chiara ancora per il Burraiti, pressato da Laino, il Burraiti si accentra anche lui, cerca il compagno in maglia 11 ma ottiene un angolo. 13:07 alla fine dell'ultima partita della 18ª giornata. La scaricata su De Chiara, palla che termina alta, buono questo tiro da parte del numero 6, risultato che dice però ancora 1 squadra di casa, 2 squadra ospite. Lunga per Rexepai, la controlla di testa, poi la da dietro, Preto si accentra, non si prende il fallo, la scarica in mezzo per Rexepai d'esterno, Rexepai, Tenderini, può andare ancora Rexepai, pressato da De Generi, si gira, la palla forse è uscita ed è così, sì,
era proprio lì a 2 passi Rudaj. Bastini, nel momento della pressione di Rexepaj, preferisce scaricare lungo piuttosto che correre rischi inutili. C'è De Chiara che può manovrare, non c'è nessuno qui a destra, infatti si stanno spostando sia De Generi che Tilal, ma Tilal resta in posizione di pivot, troppo lontano però rispetto al pallone messo dal compagno. De Generi qui sbilanciato, Tenderini, guarda il movimento di Rexepaj, probabilmente chiedono i 4 secondi. Ragazzi della squadra di casa si lancia e conquista, può ripartire il team, è il Burreiti, una finta, e il Burreiti non va in percussione, in dribbling, palla poi messa lunga, ottima lettura di Bastini e la palla arriva direttamente qui e la paro io. Campa lo sa che non è la mia dote più importante la parata, però questa sera esultanza alla Luca Toni. Torniamo al campo con Rexepaj. (11:43 al termine). Lunga su De Zen, partita che si è un po' spenta, sempre con una buona intensità, però entrambe le squadre non riescono a trovare il varco giusto, c'è molta attenzione in fase difensiva, team che fin qui ha subito parecchi gol, forse troppi, ne ha segnati anche tanti. Fase difensiva sicuramente è un tassello su cui sta lavorando molto il tecnico Alemão. Palla lunga, poi oggi 2 gol subiti sono arrivati nelle uniche 2 grandi occasioni, forse una terza occasione nel secondo tempo, e quindi Villorba, che è stato bravo a capitalizzare al meglio le occasioni, il team invece in 2 occasioni un po' poco cinico, in altre 2 sfortunato, 2 pali colpiti. Leusenna aveva cercato Vecchione, lunga, non precisa però il cross per De Zen. Laino, Pretto, allora ci ha pensato un pochino, lo stavo proprio osservando, il direttore di gara di Pistoia ci ha pensato un pochino, perché poteva sembrare un po' una simulazione quella da parte di Lorenzo Striglio, si è un po' lanciato, però probabilmente essendo vicino aveva visto il contatto, lo sgambetto. Invece no, ha fischiato proprio simulazione. Sì, ci ho messo un po', stavo cercando di... Sì, allora non è simulazione, è suggerimento da Campa, una svista da parte mia, la fermata di mano, quindi quando è caduto dopo il fallo, che non è stato fischiato. Attenzione a Vecchione qui, subito De Chiara per De Zen, che è brava ad anticipare l'avversario e stopparla. De Chiara a manovrare, Leusenna, è tornato il quartetto iniziale, De Chiara può andare al tiro, c'è Vecchione, Vecchione va via, Vecchione in mezzo, la palla è troppo larga, era bellissima questa occasione, come se n'è andato via Andrea Vecchione, e poi probabilmente la palla passa proprio davanti a De Zen, che voleva metterla dentro con il petto, voleva fare un gol di petto villoso Nicola De Zen. Bravo Stefani nella lettura, Stefani una finta, Stefani per De Zen, Nicola De Zen
Esplode la Belboté per il gol del 2-2, team. Grandissimo l'inserimento di Stefani con una finta, va a dribblare l'avversario, tac, ne porta via uno e poi è tutto solo Nicola De Zen servito sotto le gambe di Tommaso Venier e il team fa 2-2, 9:55 al termine. Ancora Andrea Vecchione per De Zen perde l'attimo qui il giocatore in maglia 9 e quindi ai gol di Rexepay e Stefanon rispondono i migliori due marcatori del team, Leo Senna e Nicola De Zen. Partita che torna in equilibrio, siamo di nuovo sulla parità, team che vuole spingere, Leo Senna, ancora De Zen, alza troppo il mancino, team che ci crede e c'ha sempre Codruto comunque nell'arco di questi 30 minuti effettivi giocati. De Zen che, attenzione, De Zen con la punta, Andrea Vecchione si immola Venier e mette out. De Zen è andato al tiro, la deviazione di Madu, la palla che torna su il numero 4 ex-man Camprata, poi di fronte a Venier non è abbastanza freddo, ma è bravo comunque anche Venier a chiudere lo specchio, alla alta sul secondo palo, spizzata di testa, va dietro da Bastini Leo Senna, lunga per De Zen che la stoppa, De Zen non si intende con Leo Senna ma salva un eventuale pericolo di contropiede, lungo ancora Bastini, è andato direttamente sul pallone, lo rivediamo, Bastini lancio, poi la tocca Venier, probabilmente De Zen lì vicino a lui saltando, non si è capito benissimo dal replay se l'abbia preso magari in elevazione con il gomito, comunque fatto sta che sembra essersi fatto davvero qualcosa, vedremo se avrà bisogno del cambio il portiere classe 98, c'è oggi di un'ottima prestazione, uno dei migliori dei suoi a tenere sempre viva la squadra. Entra anche intanto lo staff medico, è bella anche questa immagine a sottolineare di Leo Senna che richiama a sé Vecchione, Stefani e De Zen al dialogo, ragazzi del team che ci credono, anche il pubblico ci crede, è giunto numeroso oggi qui alla Belboté. Tanto c'è anche l'arbitro che va al dialogo con Tenderini nell'attesa di capire le condizioni di Venier. Alemao intanto sembra stia spiegando a Bastini e dando qualche consiglio sulla dinamica dei lanci a cercare De Zen. De Zen che tra l'altro supera proprio di un gol Tenderini, quindi ora il duello tra i due, almeno fin qui, vede Nicola De Zen in vantaggio, 26 gol sui 25 di Tenderini. Applausi del pubblico per l'uscita del portiere, tranne qualche richiamo. Vecchione si riparte, scarica per Leo Senna, eccolo qui, probabilmente lo schema l'avevano preparato proprio mentre Venier era a terra. Intanto appunto è uscito Tommaso Venier ed è entrato Francesco Zago, classe 2002. Vecchione chiede la distanza, Leo Senna out di un paio di metri, non impensierisce Zago. Bardini, Stefanon, 8:43 al termine,
Partita di grandissima attenzione oggi, almeno fin qui, da parte del team che da 2-0 riesce a rimontare e si porta sul 2-2. Tenderini a puntare. Tenderini, Leo Senna se ne va. C'è anche Vecchione, De Zen, serve proprio Vecchione! Di fronte a Zago, chiede la spinta del pubblico. Intanto non rivedete perché c'è il replay. Vecchione intanto si mangia un po', poi ci arriva col corpo un po' troppo in avanti. Arrivano la spinta del pubblico di casa. Leo Senna è andato a caricare la tifoseria di casa della Bell Bottè. Ci credono tutti oggi qui a Tombolo. Stefani chiede una deviazione ed è così, perché ci va l'autore dell'ultima occasione. C'è la battuta del corner. C'è Stefani alto per Leo Senna, non calibrata correttamente questa palla per Leo Senna. Leo Senna per De Zen, mette out. Intanto effettua un doppio cambio, escono Tenderini e Bardini e rientrano Belfassi e Genovese. Va via Leo Senna con un numero, tenta un sombrero su Belfassi. Attenzione, sbaglia Belfassi, palo! La palla resta lì, non ci credo. Quanto è sfortunato il team oggi. Terzo palo. Davvero sfortunatissimi. Con De Zen, palla lunga, sbilanciato da Stefanon, lo rivediamo. Belfassi, disattenzione enorme. Leo Senna serve di testa, forse anche involontariamente si mette lì, era lì, si trova in quella posizione, serve De Zen, poi di fronte a Zago. Parata, palo, la palla poi resta lì, lunga ora per Belfassi che perde il tempo e si arrabbia. Era una grande occasione in solitaria. Partita accesissima, 7 minuti e 34 al termine. Bollenti di fuoco per la Bell Bottè. Non poteva toccare nuovamente il pallone. Andrea Bastini infatti si arrabbia sia De Zen che Stefani. C'è Madu sulla battuta. Nelle palla Zach Madu. Stefanon, esce Madu. Va Genovese e Belfassi. Tutto pronto per la battuta. Chiama la distanza Tenderini. Il tocco per Belfassi, si lancia e capisce tutto Leo Senna. Il tocco di Genovese per Belfassi, lo rivediamo. Si lancia proprio con voglia e grinta Leo Senna. Quanto ci crede oggi il team e quanto la vuole portare a casa questa partita. Stefanon va lungo, cerca Belfassi, Genovese trova la deviazione. Ancora palla Villorba. Belfassi, intanto è rientrato anche Madu, autore di una tripletta proprio nella partita giocata martedì in casa contro il Futsal Giorgione, terminata 7-6 per il Futsal Villorba. Lungo ancora Madu, se ne va, deviazione, grandissimo Stefani nell'intervento. Sì, si lancia in spaccata Nicola Stefani. Oggi non riesco più a tenere il conto di tutti gli interventi da parte del team. Palla lunga per Madu, Leo Senna capisce e spizza di testa. Villorba che aumenterà i giri probabilmente in questi ultimi 6 minuti. Palla messa in mezzo,
tirata proprio da Stefanon, Tilal non la tiene, la parata probabilmente Andrea Bastini con Leo Senna, non con le mani sicuramente. Belfassi sulla battuta, c'è Madu va da Genovese, palla alta, Bastini lunga per De Generi, direttamente nelle mani di Zago che la controlla, riparte Belfassi velocemente, Madu si accentra, Madu va dietro da Genovese è partito ma la sbaglia, il tacco per Leo Senna e va subito alla conclusione veloce, la palla persa da Genovese, perde palla De Generi, attenzione siamo già all'angolo, scaricata, Stefani non la controlla e infatti impreca, qui sbaglia Bastini, disattenzione che ci può anche stare vista la stanchezza e quanto speso fin qui sul piano fisico da parte del team Giorgione, di entrambe le squadre. Comunque palla lunga a tagliare, capisce tutto Stefani, è rientrato anche Tilal. 6:04 al termine, 2-2 il punteggio. Madu, Genovese di testa mette out Leo Senna. Genovese la tocca a Madu e poi va il tiro, c'è Stefanon, Genovese era diretta all'incrocio questa palla scaricata da Genovese, lo rivedremo subito dal replay che invece non arriva, palla in mezzo. Comunque si fa trovare pronto Andrea Bastini, esce intanto Stefani e rientra De Chiara. Bastini, vedremo se andrà con il solito lancio lungo, no, preferisce servire De Generi. Leo Senna manovra il team, dalla parte opposta c'è Tilal, servito, Tilal può centrarsi, Tilal però pressato da Bardini e qui sbaglia sul pressing De Chiara, sul pressing di Tenderini, li cambia tutti nuovamente, anche il tecnico della formazione ospite. Rientrano infatti il capitano Laino, poi entra Pretto e Rexepai, resta solo Tenderini che guarda il movimento del compagno, non lo serve bene, fa cenno d'intesa comunque. De Chiara, Leo Senna, 5-10 al termine, ancora 2-2 il punteggio. Leo Senna, lungo per De Chiara che ci arriva a malapena, riesce solo a toccarla, attenzione perché riparte il Villorba con Rexepai, è bravo De Zen che interviene e poi spinto, sì, arriva al fallo numero 2 anche da parte della squadra ospite, quindi 2-2 il punteggio, 2-2 i falli. E team che riparte, si è speso De Zen in difesa, è rientrato, palla lunga di Bastini, traversa, gol, è gol e c'è il gol di Andrea Bastini, ha segnato il portiere del team Giorgione, è 3-2 il punteggio fin qui, incredibile il gol di Andrea Bastini, lo rivediamo direttamente in porta, non ho esultato subito e invece sì, è chiaramente dentro e c'è il gol del team. 3-2 team, ha segnato è Andrea Bastini, una partita incredibile fin qui, da 2-0 Villorba a 3-2 team, e team che ha 4 minuti e 30 per tenere il risultato, perché fin qui la sta meritando, l'ha meritata, tantissime occasioni, anche Campa facendo di ok, grazie Campa, grazie mille.
Intanto anche il portiere in movimento, c'è Genovese con la maglia gialla, giallo-blu, maglia 7, e quindi sì, chiaramente utilizza subito il portiere di movimento da Silva Carlos Giuliano per il Villorba. Pretto si accentra sulla linea, Rexepai ha cercato sul secondo palo con un pallonetto e non è arrivato, tanto ritorna Zago ma si perde l'uomo alle spalle De Zen, c'è ancora Tenderini trova Rexepai al limite dell'area, molla la botta, pressato, qui troppo frettoloso il team perché ha perso subito il possesso palla. 3 minuti e 40 di sofferenza alla Belboté. Laino, Pretto, manovra Laino, ancora palla al capitano, Genovese, dialogano i due mancini, poi c'è Tenderini, Pretto fa girare palla Villorba, cerca il varco giusto nel secondo palo, in caduta all'indietro Bastini, la mette fuori, attenzione perché c'è ancora Rexepai, tutti chiusi, è rientrato anche Vecchione intanto, De Zen in pressing, Genovese, Tenderini, 2,53 al termine, Genovese, Rexepai, attenzione perché sul secondo palo c'è anche Pretto, rischia quasi l'autogol Leo Senna, attenzione perché c'è stato il cambio portiere, De Zen esce, ottima la lettura di Francesco Zago, rivediamo il lancio lungo, De Zen che salta, per poco non la spizza perché era proprio in quel frangente, è entrato il portiere in maglia 15. De Chiara va dietro da Andrea Bastini, sto ancora ripensando al gol di Bastini, comunque incredibile il gol di Bastini. Campa ha detto che spaccherebbe tutto facesse un gol così. Vecchione la tocca solo Leo Senna, Pretto, entra di nuovo il portiere in movimento, Genovese proprio ora che riceve palla dentro, Tenderini, Vecchione può andare al tiro, trova la deviazione, out, e team che deve tentare, come fatto anche, se non sbaglio, nella partita in casa, sì, contro il Verona con De Chiara, poi in stato di vantaggio di trovare direttamente la conclusione qualora riuscisse a riconquistare palla, data la superiorità del portiere in movimento. E intanto viene chiamato il time out chiamato da il signor Da Silva Carlos Giuliano, allenatore della formazione villorbese. Minuti cruciali, 1,56 al termine, quelli che decideranno l'esito di questo match. Team Giorgione che con i 3 punti si porterebbe a 29 in classifica, solo a meno 3 comunque dal Bissuola e Futsal Villorba, che invece resterebbe ad un solo punto, e quindi, se sembrava in volata, uno stop così potrebbe decretare un finale di campionato al Cardiopalma, con il Simec Giorgione, Futsal Giorgione a 36, solamente a meno 1, ma nulla è ancora scritto, anche perché il vantaggio dice solo 3-2 fin qui, e quindi sono solo situazioni ipotetiche. In 1 minuto e 45 effettivo può succedere di tutto. Ancora il portiere di movimento, Bardini e Genovese si scambiano il pallone, Pretto ancora da Bardini,
Bardini, Tenderini per Pretto, c'è Tilali in pressing, Tenderini non va via, la porta è vuota e Vecchione si mangia un gol. Poteva anche con calma portare il pallone, forse qualche metro in più, aveva proprio quei 2-3 secondi per andare al tiro in maniera più sicura, e quindi il team non trova il gol che sarebbe valso il doppio vantaggio. 1:15 al termine. Genovese, Bardini, va da Pretto, non stoppa il pallone, subito palla alta, la spizza Genovese che lascia il posto a Zago, arrabbiatissimo, infuriato, il numero 7 Andrea Genovese per la disattenzione della palla consegnata al team Giorgione. 1 minuto e 4 secondi al termine per il team per portare a casa la partita. Palla dietro da Leo Senna, adesso c'è Bastini ancora a lungo, palla troppo larga, ancora Genovese, è un continuo scambio questo, ovviamente è portiere in movimento in situazione di possesso palla. C'è Tenderini, Pretto, ancora Pretto, Bardini per Genovese, Tilali in pressing, la vuole Rexepai che si lamenta, la palla passa, toccata, poi di nuovo Tilal è solo, Leo Senna non la passa bene, attenzione, tutto solo, c'è Rexepai, lo scarico e il gol del 3-3, la disattenzione del team costa carissima, perché sull'uscita dell'ultima situazione perde palla, arriva il pareggio del Villorba, team che ha 22-2 dal termine, si mangia letteralmente le mani per quanto è successo, perché è stata davvero una partita controllata bene dal team Giorgione, tantissime occasioni. Sarò ripetitivo, ma la mia personale lettura, che può essere anche soggettiva, è questa della partita, però obiettivamente sono state davvero tante le occasioni. De Zen di tacco, 9 secondi al termine, De Zen di tacco, era anche da solo, poteva probabilmente stopparla. Zago va lungo, Bastini legge, Bastini cercherà De Zen, sì, servito, De Zen la stoppa, interviene Tenderini. 1:06 al termine, quasi disperato nello sguardo e nel volto Stefani, la palla passa agli avversari, non ha battuto sulla linea Leo Senna, lungo, Bastini, è finita, finisce 3-3 l'incontro tra Team Giorgione e Futsal Villorba, una partita incredibile, prima il 2-0 del Villorba con Rexepai, Stefanon, poi la triplice risposta Leo Senna, De Zen, il gol di Bastini, e poi a 22 secondi dal termine arriva il pareggio del miglior marcatore del Villorba, Tenderini. Squadre in mezzo al campo, sicuramente potrà essere soddisfatto dell'intensità, della voglia, della grinta messa in campo oggi dai propri ragazzi, il tecnico Alemao, perché il team ha dimostrato oggi davvero di non essere inferiore al Villorba. Poi sicuramente giocare in casa è un fattore che fa la differenza, almeno il team è una squadra che fa tanti punti in casa, però vanno fatti sicuramente grandi meriti anche agli avversari, restati sempre in partita e bravissimi a cogliere l'attimo e a chiudere tutte le situazioni offensive a rete, e quindi con il risultato di 3-3 noi ci salutiamo, ci ritroveremo sempre qui live dalla Bell Bottega Arena il 29 marzo
quindi tra un mesetto, se avete voglia, come sempre, se siete tifosi, se non avete niente da fare, alle ore 18 c'è Team Giorgione, Calcio Padova. E qui da Udino Baggio è tutto dalla Bel Bottè, vi auguro una buona serata.